Sesta corsa, premio Anact Delegazione Romagna. Non corre con il numero 8 Granchi FM del B, rimangono così proprio in 8, mentre Giasone Wiesel non vuol girare alla dritta. Deve arrivare l'artiere a dare una mano a Manuel Pistone, con il figlio di Help is on the Way che è un po' riottoso. Arriva ora un aiuto e così anche Giasone Wiesel è nel corretto senso di marcia e direi che si può andare. Starter aziona la campanella che richiama i partecipanti. Prova in cui è favorito proprio Giasone Wiesel, quota in leggera salita. Gogollona insieme a Gioconda K alle alternative. Autostart in movimento. All'1 Gornia Daghi, Lorenzo Baldi, 2 Gaias Life, Roberto D'Alessandro, 3 Gioia del Ronco, Giuseppe Zito, 4 Gioconda K, Maurizio Cheli, 5 Giasone Wiesel e Manuel Pistone, 6 Gaudì Trio, Davide Angeletti, 7 Geronimo Trio, Giuseppe De Filippis, 9 Gogollona, Filippo Monti. Doppio chilometro da percorrere per questi 3 anni. Si ritrae dal 6 Geronimo Trio, che parte piano, start che accelera. Partiti. È veloce Gornia Daghi che assume l'iniziativa con al suo esterno Gioconda K, dalla seconda fila velocissimo Geronimo Trio che filtra, mentre all'esterno Giasone Wiesel si spiccia in fretta e prova ad andare a chiedere strada a Gioconda K che ha preso la testa. Giasone Wiesel che si propone al suo esterno 200 in 15,5. La Gioconda K vuole correre al comando, così Giasone Wiesel si deve adeguare allo scoperto. In corda Gornia Daghi, in pariglia c'è Geronimo Trio, poi Gogollona che va a fare la seconda pariglia alle spalle di Giasone Wiesel, la terza pariglia per Gioia del Ronco. 38 i primi 400 metri di corsa e lungo la curva di destra il gruppo si dispone per pariglie, 47,5 i primi 600, frazione in 16,7. E allora lo schema che ora si è ben definito con Gioconda K al comando, di fuori Giasone Wiesel, seconda in corda Gornia Daghi con al suo esterno Gogollona, poi Geronimo Trio con al suo esterno Gioia del Ronco e quindi alla retroguardia Gaias Life e Gaudì Trio. Chilometro e quindi la metà gara in 1,18,5. Passo molto tranquillo quello imposto al comando da Gioconda K. Giasone Wiesel lascia fare per il momento. Gogollona segue in seconda pariglia, alla corda c'è Gornia Daghi che precede sempre Geronimo Trio e Gioia del Ronco. Non cambia nulla, se non che sotto le tribune si inizia un po' ad andare. Giasone Wiesel mette pressione a Gioconda K, curva di destra con Gioconda che la gira in 15,1, alla corda Gornia Daghi, di fuori Giasone Wiesel sul passo con in scia Gogollona, poi Geronimo Trio e Gioia del Ronco a 400 dal palo, la mossa in terza ruota da parte di Gogollona che cerca di proporsi sui primi, 14,8 la retta di là, accelera Gioconda K, Gogollona scatta in terza ruota, cerca di aggirare Giasone Wiesel che non è della partita per la vittoria, alla corda rimane Gornia Daghi, l'ingresso dell'addirittura d'arrivo con in vantaggio Gioconda K, Gogollona che arriva in mezzo alla pista privata dei tappi estraibili, cambia marcia, Gogollona se ne va a vincere in maniera nettissima. Al secondo posto filtra lungo la corda Gornia Daghi, al terzo Geronimo Trio. 1,16,9 il doppio chilometro alla seconda pariglia, lo scatto di Gogollona e Filippo Monti che vengono a vincere nettamente. Ettore Vairani è l'allenatore per i colori di Giuliano Selva, la figlia di Nadal Sheba che scatta dalla seconda pariglia. Quando viene privata di tappi estraibili all'ingresso dell'addirittura d'arrivo cambia decisamente marcia, lascia lì i rivali, finisce in spinta Gornia Daghi al secondo posto usufruendo dell'open stretch, al terzo il 7 di Geronimo Trio.